ragazzi, oggi anche questa è una gita che è qualche anno che cerchiamo di farla. Siamo venuti a Malga Ciapela, che è in Veneto, è anche una stazione dove parte le funivie per andare sulla Marmolada, e andiamo, noi non prendiamo nessuna funivia, andiamo da qui, andiamo fino al rifugio Falier o Falier, non so come si dice. E niente, adesso ci prepariamo, abbiamo parcheggiato qui, che è un parcheggio a pagamento, forse c'era anche altri posti ma non sappiamo, allora ci siamo messi qua. Ora ci prepariamo e partiamo e ci vediamo dopo. Ciao! Superate gli impianti e è superata sembrava una piccola centrale idroelettrica. Si prende questa strada qui, che però sarà anche di loro, poi ritorno, magari passiamo dal sentiero di sotto, perché quella strada qua deve essere una strada nuova, non è altro marcato da noi. Comunque siamo tutti qui, giusto? Siamo tutti qua, e anche Margot col cubano che è lì, l'ho già sfasciato, mamma mia, irriducibile Margot. Vabbè, proseguiamo. Buon appetito, eh? Cosa stai mangiando, Daniel? Non sono io, tu sei maiale. Cosa c'è? Salite ne abbiamo, eh? Perché? Mezzo mondo sta salendo su. Questo è esattamente il lato B della regina. Allora vi conviene seguire esattamente le paline, perché altrimenti si rischia di prendere una deviazione che è una scorciatoia, ma mi sa che è un po' incasinata, quindi noi abbiamo seguito la massa delle persone, che forse diventa un pelo più lunga, ma evitiamo i guai. Comunque quando arrivo al bivio vi faccio vedere, vi spiego meglio. Stanchi? No dai, si fa. Allora, dopo la Malga Ombretta c'è un bivio che si può prendere la strada superiore e la strada bassa. Noi abbiamo preso la strada bassa anche per caso, perché abbiamo visto quella che è stata grossa e senza pensarci abbiamo beccato questa. Poi al ritorno magari passiamo dall'alto, anzi sicuramente passiamo dall'alto. Là si vede già il rifugio Falier.
Speriamo che nel frattempo non si stacchi con la puntati. Eccolo qua, rifugio Falier all'ombretta, figata. Prima noi siamo arrivati da lì, adesso scendiamo giù per di qua, che è un sentiero più in discesa, più dolce, senza fare i tornantoni di prima. Bello il rifugio, guardate qua, bello anche questo pezzo di sentiero qua che è praticamente taglia mezza costa, la Valombretta, eccola lì. Tornati alla Valombretta da sentiero alternativo e prendo il caffè perché su non sono ancora riuscito a prendere il caffè, perché appena sono entrato dentro ho dovuto scappare perché c'era un cane che si rotellava. Via! Probabilmente questo è il sentiero che taglia una fetta di però di strada, ma deve essere molto brutto, quindi dovrei passare attraverso la diga dell'ombretta che è lì sotto. Vabbè. Comunque noi facciamo lo stesso sentiero del ritorno, dell'andata, sentiero dell'andata per forza. Alla fine io avevo una traccia che era sui 10 km per meno di 600 di più, invece con questa deviazione qua, ma meglio, diventa forse anche 14 per più di 600. Questo è sempre il retro Regina, ma vista dal vivo così sotto è veramente una cosa mostruosa, spettacolo. Allora siamo arrivati in fondo e stiamo andando dall'agriturismo dove ci sono i maiali di prima, i maialini, e mi sono scordato di farvi vedere la deviazione, quella del sentiero. Comunque seguendo la strada, sterrata grossa e ripida, a un certo punto si arriva in un punto dove c'è scritto Malga Ombretta, rifugio Falier, scorciatoia, e noi non l'abbiamo presa perché non sappiamo com'è. Sicuramente più comoda la strada che abbiamo fatto noi, più lunga perché si allunga di circa 3 km, forse 4, ma più semplice, non
andare a finire nei guai con cane e bambini. C'è Margot che c'ha sicuramente male ai piedi, anche se fa finta di no. Comunque siamo arrivati e... Allora, vi è piaciuto? Sì! Francesca, vuoi dire qualcosa? Allora, dal vivo è ancora più bello che nei video perché è un anfiteatro di monti veramente veramente pazzesco. A parte la regina che è lì vicino, eccetera eccetera, è veramente veramente bello. Il retro regina. Fate il sentiero, quello diciamo sterrato che va su, perché quel sentiero che ci voleva far fare Omar Non lo sappiamo. è un po' da portatori Sherpa. Non lo sappiamo. Quindi è un pochino più lungo, ma fattibile veramente da chiunque, era pieno di famiglie con bambini, quindi fatelo assolutamente. Anche dei vecchietti. Anche di vecchietti. Salutate. Ciao! Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ci vediamo anche da Margot che è qua, come dicevo c'ha male ai piedi, e ci vediamo al prossimo video, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao!